Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostra gradita ospite Paola Beraldo, che è ricercatrice, parassitologa e malattie parassitarie all'Università di Udine. Buongiorno, Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Qui e grazie a lei per essere qui, che reduce appunto da un importante congresso, un congresso che si tiene ogni 3 anni, però c'è stato, no? C'è dovuta essere questa pausa, doveva tenersi nel 2020. Invece ecco, per vari motivi ovviamente, ecco. ovvi direi, siamo riusciti a farlo in presenza quest'anno. Si è concluso venerdì. Ecco, ed è un congresso, quest'anno perlomeno era dedicato all'ecopatologia della fauna. Dobbiamo fare questa, no? Dobbiamo specificare, per fauna si intendono animali selvatici, quindi Esatto. quindi non si dice, così diamo un insegnamento anche a chi ci segue da casa, non si dovrebbe mai dire fauna selvatica, perché basterebbe dire fauna, perché riguarda gli animali selvatici. Esattamente, diciamo che il termine di per sé è già esaustivo e identifica la fauna, gli animali selvatici. Sì. Diciamo che il congresso si occupa sempre di ecopatologia della fauna perché questa società proprio si chiama SIEF, è la Società Italiana di Ecopatologia della Fauna. Quest'anno però nelle 3 giornate sono state scelte delle tematiche di attualità, in particolare nella prima giornata abbiamo parlato di malattie trasmesse da vettori, in particolare zecche e zanzare, che ovviamente sono un problema che ci riguarda da vicino. Immagino abbiate sentito insomma, che sono state fatte delle disinfestazioni per le zanzare o comunque per limitare l'impatto, perché ahimè possono trasmettere virus che possono insomma creare qualche problema di sanità pubblica. Avete sentito sicuramente parlare di West Nile, ne abbiamo parlato, di Usutu, insomma, quindi abbiamo parlato in particolare poi di zecche, della trasmissione ovviamente di Borrelia, della Borreliosi di Lyme, perché ci sono stati degli interventi che hanno riguardato l'ecologia delle zecche. C'è stato l'intervento molto interessante del dottor Ruscio e poi del dottor Rossanese, che ci hanno in qualche modo tratteggiato qual è la situazione in questo momento relativamente alla borrelia, quindi alla borreliosi di Lyme e anche di altre malattie come la West Nile. Ecco, tutte queste patologie che vengono trasmesse, appunto, mi pare di aver capito che sono in aumento. Durante l'estate scorsa, ormai possiamo dire l'estate scorsa, visto le temperature di questi giorni, no? Ce la lasciamo alle spalle e quindi sì, mi pare di aver capito che ci sia stato un aumento, no? Diciamo, si è parlato proprio di ecologia o della biologia anche delle zecche, perché in realtà quest'anno c'è stato un aumento della densità delle popolazioni, in particolare della zecca dei boschi, che si chiama Ixodex ricinus, nonostante il cambiamento climatico potrebbe sembrare non a suo favore, invece in realtà quest'anno si è avuto un aumento della densità di popolazione, cioè la scarsa quantità di precipitazioni e il caldo avrebbe potuto in realtà compromettere la sua densità, invece nonostante tutto l'umidità del suolo e le poche piogge che ci sono state, diciamo, nella pedemontana hanno aiutato alla presenza, quindi la densità di popolazione, ancora tutti i dati non ci sono, però insomma è sicuramente molto consistente. Questo crea un problema di trasmissione principalmente delle 2 malattie che trasmettono le zecche, in particolare la TBE, cioè l'encefalite da morso di zecca, e la borreliosi di Lyme. Quindi tutti aspetti che avete analizzato nel corso del convegno. Quindi un rischio anche per la salute, dell'uomo, cioè fare questi collegamenti, no? Animale, uomo. Certo, abbiamo parlato non solo di queste, ma di alcune malattie che si definiscono zoonotiche proprio perché sono delle malattie naturalmente trasmesse da animali vertebrati all'uomo. E quindi insomma sono di fondamentale importanza
dal punto di vista della sanità pubblica. Ecco, quindi anche sapere che atteggiamento avere nei confronti, no, dei vari animali, che poi sarebbe anche curioso, no, interessante sapere come ci si deve comportare nell'eventualità ci si dovesse trovare, no, davanti a un animale piuttosto che a un altro. Allora, beh, diciamo che dal punto di vista della regolamentazione, insomma, della nostra regione Friuli Venezia Giulia, la fauna che possa essere trovata da un cittadino in teoria in difficoltà non dovrebbe essere mai manipolata, e bisogna chiamare le autorità competenti se non so, si trova un daino ferito, cioè un capriolo ferito, piuttosto che altri animali, una volpe, anche animali morti, devono essere chiamate le autorità competenti, quindi forestali. Si attiva tutta una catena per cui l'animale poi viene recuperato. Se l'animale è in difficoltà, è un animale selvatico in difficoltà, viene portato a un centro di recupero, nei CRAS cosiddetti, ed è stato i CRAS e tutto quello che gira intorno al mondo dei CRAS è stato uno degli argomenti del nostro convegno del venerdì. E da un altro punto di vista la fauna che viene recuperata, sia viva che eventualmente deceduta per qualche motivo, viene catalogata, quindi viene raccolta dai forestali, e poi c'è un sistema informatizzato, e anche questo è stato un argomento del nostro convegno, viene registrato in un database, in un web database che è stato progettato dal dottor Tomè, che lavora come me all'Università di Udine, fa parte dello stesso gruppo di ricerca capitanato dal professor Galeotti. Questo web database serve e si chiama Infofauna FVG, è stato progettato da lui ma in collaborazione ovviamente con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e questo sistema ci aiuta a catalogare tutti gli animali che vengono raccolti in difficoltà o deceduti in regione in tempo reale, quindi ci aiuta per i nostri studi, ma aiuta anche nella gestione della fauna. Quindi se io dovessi trovare per strada o addirittura in giardino un volatile in difficoltà. Assolutamente, soprattutto i volatili, quindi se dobbiamo parlare di influenza aviaria, ma sicuramente se troviamo animali in difficoltà, la prima cosa che bisogna fare è chiamare immediatamente il servizio forestale o eventualmente degli ZS, ma il servizio forestale, in maniera che si attivi tutta a caduta, arriva qualcuno magari a recuperarlo. Quindi insomma adesso ci sono dei numeri da chiamare, in questo momento adesso non li ho, certo, però non è che si possono trovare, e quindi sì. si attiva una catena per cui l'animale viene recuperato. Se è ancora in vita, insomma, si può recuperare, viene gestito da un CRAS, viene curato da un veterinario. Se il veterinario decide, insomma, che è liberabile, viene poi rimesso in natura. E che quando succede magari nel giardino di casa propria uno pensa aiuto io, faccio io, lo metti nella cassettina, non è detto, magari riprenderà il volo, e invece no, è meglio rivolgersi. Ecco, diciamo che il visto contatto... poi anche Esatto. tutti questi virus che circolano, quindi è meglio informare. Sì, diciamo che qualche volta presi, insomma, animati da spirito così di animalista, diciamo tra virgolette, insomma, di voler essere di aiuto agli animali, spesso possiamo fare peggio. Possiamo rischiare eventualmente la trasmissione di un qualche patogeno, quindi è sempre meglio avvisare un servizio sanitario, veterinario, che ci possa dare delle indicazioni precise, perché addirittura qualche volta nel voler fare bene si alimentano degli animali in maniera sbagliata, creando dei problemi ad esempio all'animale, quindi bisogna saper gestire bene l'animale trovato. Quanti centri ci sono in regione? Allora, intende i CRAS? Sì, i CRAS. Ce ne sono, se non mi ricordo male, 7, anche l'Università di Udine adesso ha un CRAS interno, è un centro di ricerca e coordinamento per il recupero della fauna. Il direttore in questo momento di questo centro è il professor Galeotti.
ma ce ne sono altri, tipo a Gorizia, insomma ce ne sono 7 sul territorio. In questi CRAS vengono gestiti gli animali selvatici, che vengono anche domestici in realtà, che possono essere recuperati in difficoltà. Questo è insomma il compito che hanno questi centri. Si è discusso molto in realtà sui CRAS nell'ultimo giorno per riuscire a comprendere, cioè la volontà sarebbe quella di riuscire a tratteggiare delle linee guida in maniera che tutti i CRAS si comportino nello stesso modo nei confronti della gestione, e le persone anche che lavorano ai CRAS devono essere delle figure professionali addestrate. Ci deve essere un veterinario, magari devono essere biologi, quindi ci deve essere un livello di competenza alto per poter gestire bene questi CRAS. Ecco, dalla sua esperienza ci sono delle curiosità che emergono nella nostra regione proprio per quanto riguarda le presenze? Anche rilevate, animali che magari non fanno parte... cioè di specie alloctone, sì, intende? Sì. Beh, questo è stato uno degli altri temi sempre dell'ultima giornata. Ormai insomma è abbastanza noto, sul territorio italiano ci sono diverse specie animali, e non solo animali, ma ovviamente anche piante, che sono alloctone, cioè sono organismi viventi che arrivano da altre zone del mondo e si sono installate sul nostro territorio. Questo rappresenta un problema, non è sempre indolore, diciamo così, questa reimmissione, cioè questa immissione, insomma, di questo arrivo di nuove specie. Ad esempio la zanzara tigre per noi è un alloctono ormai stabilizzato, è arrivata a metà degli anni 90, e la sua presenza ovviamente consente, cioè se c'è il vettore ovviamente è un vettore adattato a trasmettere virus di un certo tipo in particolare, e quindi essendoci lui è possibile che possano arrivare determinati patogeni e essere trasmessi. Qui è successo ad esempio proprio in questa areale, in passato arrivò una persona dallo Sri Lanka. Questa persona ovviamente era arrivata infetta in quel momento da una malattia virale, e la preoccupazione degli enti sanitari è stata quella di fare stamping out intorno a questo punto, questo focolaio, per evitare la trasmissione poi ad altre persone. Questo vale per usutu, per chikungunya. Poi abbiamo altri animali sul territorio che possono creare problemi, come il gambero rosso della Louisiana, la nutria. Senta, tutte tematiche che magari potremmo affrontare nel corso della prossima puntata. Volentieri. Se lei è d'accordo. Volentieri. Non posso fare altro che ringraziarla per il momento, e ci vediamo nella prossima puntata, così continuiamo questa chiacchierata molto interessante. Grazie. Ringraziamo Paola Beraldo, che ricordiamo essere ricercatore o ricercatrice di parassitologia e malattie parassitarie all'Università di Udine. Grazie. Ci vediamo giovedì prossimo, arrivederci.